Dottor Incardona, lei aveva annunciato la sua candidatura con Volare Alto, ma ora ci sono dei nuovi risvolti. Quali sono? C'è un centrodestra attaccato ad Agrigento, lei fa parte dei meloniani, abbiamo letto su Repubblica che alcuni meloniani la stanno seguendo. Ma la mia candidatura nasce nell'ambito da un contesto di riaggregazione del mondo della destra agrigentina. La destra agrigentina, che è una destra plurale, in questi ultimi anni è stata ampiamente divisa. Oggi ho tentato, e penso di esserci riuscito, attraverso questo contenitore politico di Volare Alto, di riunire tutte quelle forze di destra che per un motivo o per un altro ormai avevano abbandonato la scena politica e si erano ritirate nel loro privato. Evidentemente la mia candidatura non è una candidatura di protesta e divisiva, ma vuole essere un'occasione di incontro per permettere dapprima la unità del mondo della destra storica e politica, che a me personalmente preme più di ogni altra cosa, e poi eventualmente aprirsi al tentativo di una coalizione vera, non una coalizione fasulla, che attraverso un programma condiviso possa presentare alla città un candidato, una classe dirigente e un programma amministrativo. Lei parla di un appoggio eventuale a Luigi Gentile che, ricordiamo, storicamente Luigi Gentile faceva parte di Alleanza Nazionale. Ma certamente la candidatura di Luigi Gentile è stata attenzionata dal nostro ambiente politico, per cui stiamo valutando l'opportunità di un colloquio. Ad oggi non c'è nulla di particolare, anche perché io intendo riaprire una trattativa con tutte le forze politiche democratiche in Agrigento, perché il problema principale qual è stato? Il fatto che ad Agrigento non c'è stato nessun colloquio tra le forze politiche locali e tutto viene stabilito da un fantomatico tavolo regionale in cui le sorti di Agrigento vengono decise da catanesi, palermitani, addirittura romani che sconoscono non solo la realtà agrigentina, ma forse sconoscono persino le strade che portano ad Agrigento. Quindi noi riteniamo di iniziare immediatamente, e sono convinto che nel giro di 48 ore si potrà trovare la quadra, di una riaggregazione di quelle forze vere, democratiche, che hanno una storia, una traduzione di partiti politici di lungo corso, con cui presentare all'elettorato un sindaco e una classe dirigente. Ovviamente questa coalizione deve avere una pregiudiziale, su questo noi siamo decisi, devono uscire fuori dalla coalizione collusi, indagati, truffatori e via di seguito, perché è chiaro, la prima cosa, il prius di ogni buona azione amministrativa è la questione morale. Quindi se non c'è la questione morale possiamo parlare di tutto, di strade da asfaltare, di lampadine da mettere, ma poi la situazione sarà sempre negativa, come purtroppo è stato in questi anni in cui non si è assistito neanche a lotte politiche che hanno la loro logica e la loro validità, ma soltanto a guerre tra bande che litigano per spartirsi il bottino.